Vicepresidente Lucas Pavanetto, parliamo innanzitutto di Olimpiadi. Cortina all'inizio era un po' scettica verso i giochi, adesso sta rispondendo alla grande. Sì, beh, basta girarsi e voltarsi all'interno di questa meravigliosa realtà oggi che è lunedì e vediamo insomma che Cortina ha risposto bene, ha tenuto bene e viene costantemente insomma intrappolata, per modo di dire, piacevolmente intrappolata da tutti questi turisti, da questi sportivi che sono qui per le Olimpiadi, ma anche perché Cortina, oltre naturalmente al fatto sportivo, rappresenta comunque insomma una perla nelle Dolomiti bellunesi che sono diciamo oggi al centro del mondo grazie alle Olimpiadi. Ecco, quale sarà la legacy dal punto di vista turistico di queste Olimpiadi? Beh, le infrastrutture che verranno completate nei prossimi mesi o nei prossimi anni sicuramente amplieranno l'offerta turistica perché sarà più raggiungibile, diciamo, non solo la città di Cortina, ma tutta la parte della provincia di Belluno e quindi tutti quei paesi che oggi magari non si riescono a raggiungere facilmente e che naturalmente grazie allo sviluppo di Cortina poi si svilupperanno di conseguenza. E quindi noi pensiamo che sarà sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio, per tutte le montagne del Veneto. Nei giorni scorsi avete presentato i dati del turismo veneto, dati che sono sempre in crescita anche rispetto al 2019. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano l'altro giorno abbiamo presentato proprio i dati del 2025. Fino a ieri parlavamo di 73 milioni di presenze, oggi possiamo parlare di 74 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi, giusto per far capire i numeri importanti di questo Veneto che riesce ancora una volta ad essere la prima regione turistica in Italia. Ecco, di questi però, attenzione, lo ricordo sempre, l'80% sono, diciamo, concentrati su 20 località e penso che questo sia, insomma, un focus molto importante che Regione Veneto ha sempre al centro dell'attenzione e sul quale lavorerà non solo per distribuire al meglio il turismo, ma soprattutto per far crescere ancora di più quei territori che possono dare molto e che oggi magari si stanno sviluppando in termini turistici.